buonasera. A me compete solamente dare un indirizzo di saluto a nome dell'Associazione Circolo Veneto, che si sente molto onorata di aver promosso, sotto la direzione del professor Manno, questa serie di iniziative che vanno sotto il programma Venezie. Lascio al professor Manno il compito di illustrare l'incontro di oggi. Il relatore importantissimo che noi abbiamo oggi, un amico che viene dal Lido e che si è sobbarcato 2 ore di viaggio, solo per questo è un eroe. Però lei ha visto che noi siamo intervenuti perché non ci fosse la pioggia, quindi già la nostra parte l'abbiamo fatta. Quindi. E, se qualcuno dei presenti non avesse ricevuto l'invito, evidentemente vuol dire che non abbiamo registrato il nome, però all'uscita c'è la possibilità di riempire il foglietto e provvederemo. In ogni caso c'è anche il nostro giovanotto che può aiutarvi. Il mio compito come Presidente si esaurisce. Il prossimo incontro è l'ultimo prima delle ferie, mi sembra, ed è stata una tornata molto molto importante. Non voglio assolutamente entrare nel merito degli argomenti perché è compito del professor Manno, il quale ci tiene molto a dire che questa iniziativa, che è nata spontaneamente da una chiacchierata fatta 2 anni fa, è stata un po' per noi del Circolo Veneto un po' il fiore all'occhiello dell'attività culturale di quest'anno. Posso solo darvi 2 appuntamenti. Il 19 di questo mese avremo una domenica mattina al Centro Culturale Candiani nel Chiostro realizzeremo Acquerelli in Libertà, una delle altre iniziative culturali che Circolo Veneto promuove. Il 24 di maggio invece all'M9 nell'Auditorium faremo la premiazione del concorso letterario riservato che ogni anno facciamo, un racconto breve che vede coinvolte le scuole della città metropolitana e anche molte persone che non sono più giovani a scuola ma che si cimentano a fare con l'arte della scrittura. Abbiamo visto qualche altro amico che mi ha presentato questa sera delle attività che potremo fare l'anno prossimo nel progetto Atena, che si è concluso ma che riprenderemo forse all'inizio dell'anno prossimo, per coloro che sono o scrittori residenti del territorio o scrittori che parlano del territorio. Noi facciamo una volta al mese col progetto Atena una serie di incontri. Credo di aver detto tutto, professor Manno, mi merito di poter andare al mio posto tranquillamente. Un applauso. Lasciamo il campo al professor Manno. Grazie come sempre Cesare, benvenuti a tutti. Il tema di stasera è un tema molto peculiare, ma non meno importante per il progetto Venezie, perché tra i molteplici aspetti della storia della Serenissima e anche, poi noi ci siamo dedicati anche in alcune occasioni di Mestre, il tema delle comunicazioni postali sembra così un argomento per appassionati di nicchia. In realtà non lo è, perché è uno di quei temi attraverso i quali si può dimostrare la grandezza organizzativa della Repubblica di Venezia e della necessità, come del resto non solo di Venezia ma di ogni Stato, anche prima di Venezia, di comunicare al proprio interno e con gli stati confinanti. Noi sappiamo che un servizio postale era vigente a Venezia già in tempi remoti, perché è evidente che la necessità di comunicare è fondamentale per ogni Stato. Sappiamo che c'erano dei servizi postali che riguardavano la corrispondenza di Stato ed erano affidati nel 1200, nel 1300 a quelli che venivano definiti come i cursores, se non sbaglio, no? E poi c'era un altro tipo di comunicazione postale, di posta, che invece riguardava il commercio, le attività commerciali, oltre poi alle comunicazioni di tipo privato.
non posso non ricordare un testo fondamentale su questo argomento, che è stato scritto da Luigi Weiss. Credo che è un testo che è difficile ormai trovare perché mi pare che sia esaurito, però lo si può consultare facilmente in biblioteca, ed è appunto un testo dedicato e intitolato I Corrieri della Serenissima. Ma noi siamo orgogliosi, anzi lo ringraziamo già, perché qui con noi abbiamo il dottor Bruno Cravato Selvaggi, che è un esperto di chiara fama di questo argomento. Non solo perché è uno storico, e perché è una persona che si dedica agli studi con passione da tantissimo tempo. Tra l'altro i suoi interessi sono molto più vasti dell'argomento di stasera. Cravato Selvaggi ha uno sguardo che abbraccia, potrei dire, l'intero Mediterraneo. È un amante del mare, no? Nella sua biografia dice che abita proprio davanti all'Adriatico, e questo ci fa capire quanto tenga a questo tema, no? Del mare come elemento di congiunzione di civiltà diverse. E, tra l'altro ha organizzato mostre, studi e anche un'attività di editore in questo senso, e si è occupato tantissimo per questo motivo anche dello Stato d'Amarra, ma potrei dire anche della Venezia Giulia e anche della Dalmazia. Cravato è direttore dell'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi e anche presidente del Comitato di Venezia della Società Nazionale di Dante Alighieri, che è una persona che ha molteplici interessi, molteplici attività, che sono poi comunque tutte fondate sullo zoccolo duro dello studio e dell'informazione, ed è uno dei motivi per cui noi siamo orgogliosi di averlo qui e di sentire quello che ci racconterà su i Corrieri Postali di Venezia, che, come vi ho detto, hanno un'origine molto più antica, ma naturalmente poi le notizie dipendono anche da quello che si trova in archivio, e naturalmente questo ci sposta alla fine del 400, dove la compagnia e la corporazione dei Corrieri viene fondata, ma non perché prima non ci fossero le poste, semplicemente perché gli archivi ci danno questo tipo di notizie. Lo statuto dei Corrieri risale al 1489, quindi tutte le notizie poi che in questo statuto si trovano, tutte le modifiche e la storia dei Corrieri Postali, poi dopo la troviamo negli archivi veneziani, e stasera sentiremo appunto dal nostro relatore che cosa è successo in questo ambito. E per questo io mi fermerei qui senza sottrargli altro tempo. Lo ringrazio ancora personalmente anche a nome del Circolo Veneto. Grazie. Beh, ne approfitto io perché, anzi, per ringraziare il dottor Cravato, perché in qualità di storico dell'arte mi ha aperto veramente delle possibilità interpretative nuove, perché penso ai tanti dipinti di personaggi che vengono raffigurati con una lettera in mano. Nel 500-600 e anche nel 700 soprattutto vi sono, è proprio un topos, moltissimi dipinti in cui il personaggio è raffigurato che tiene in mano con nonchalance una lettera. Questa lettera che tiene in mano ha due funzioni. Una fa da didascalia. L'indirizzo sulla lettera identifica chi è quel personaggio trattato. No? Faccio un esempio, quel famoso ritratto di giovane di Lorenzo Lotto che sta all'Accademia, piccolino, squisito, quello in nero che ha la lettera in mano. Secondo, è lo status symbol, specialmente nel 500, io posso permettermi di ricevere lettere, io sono uno che ha relazioni con l'estero e che ha un sacco di soldi. Questo è il significato profondo, no, della lettera nel quadro. Io sono uno importante. Scusa. Me ne viene in mente un'altra che tra l'altro sto studiando, che raffigura il generale d'Amar Sebastiano Venier con una lettera in mano. Purtroppo il dipinto è di collezione privata e quindi non sono mai riuscito a capire se si riesce a leggere il mittente o meno, ma immagino che quella sia una lettera pubblica, in quanto Venier, che è già con la sua armatura era già, diciamo, ai servizi dello Stato d'Amare, quindi probabilmente la riceve a Corfù, e forse quella lettera
quasi sicuramente è la nomina a generale Damar, che poi dopo l'ha portato alla vittoria di Lepanto. Ne approfitto per chiederle, abbiamo notizie, dati sui tempi di percorrenza per le lettere che viaggiavano via mare? Certamente, non ne ho parlato perché è tutto un altro capitolo, ma vediamo qui velocemente il territorio dello Stato Damar veneziano. Queste sono le piazze più importanti. Qui le lettere non erano trasportate dalla compagnia dei corrieri, erano trasportate con galee, con barchette di questo genere. Vedete, questa è una galea del Cinquecento. La prima posta veneziana, prima ancora della compagnia dei carrieri, fu marittima. Qui vediamo una lettera in pergamena da Venezia a Zara. Qui vediamo il tempo di percorrenza dipendeva dal viaggio della galea, ma dipendeva anche dalla stagione. D'inverno le galee non viaggiavano, viaggiavano in primavera e in estate. Quindi questa lettera, che parte da Damasco a metà novembre, arriva a Venezia il 30 marzo. Ma non è che ci ha messo 6 mesi di navigazione, è che ha aspettato che la nave partisse. Questa, che già viaggiavano, è partita a metà aprile e è arrivata a metà giugno, no? Poi, questa è una grandissima epopea veneziana, il bailo a Costantinopoli, cioè l'ambasciatore, uno dei più famosi è Marcantonio Barbaro, guerra di Cipro 1571, c'è un suo importante ritratto con la lettera in mano, istituisce dal 1535 un servizio regolare di posta gratuito per chi partecipava, che costava un sacco di soldi allo Stato, 1/3 del bilancio del bailo andava per queste lettere, per cui vi erano corrieri montenegrini che andavano a piedi da Costantinopoli a Cattaro, Cattaro era veneziana, e a Cattaro si imbarcavano su galee, su piccole navi messe a disposizione dalla comunità di Perzagno. Perzagno è una piccola località nelle bocche di Cattaro che aveva il titolo onorifico di postina della Serenissima, proprio per questo suo lavoro. E questi arrivavano e andavano a Venezia. Allora a questo punto le lettere fra Costantinopoli e Venezia ci mettevano fra i 10 e i 20 giorni a seconda se era estate inverno, perché farsela a piedi e attraversare i Balcani, se estate è una cosa, se è inverno con la neve è un'altra. Dal 1500 a metà del 700 è l'unico servizio organizzato da Costantinopoli all'Europa occidentale. Nessun altro Stato è capace di organizzare una cosa del genere. Francesco I, re di Francia, dice, e posso immaginare che fosse molto arrabbiato mentre lo diceva, non riesco ad avere notizie vere da Costantinopoli se non per la via di Venezia. Il Shakespeare nel Mercante di Venezia fa dire a Shylock what news on the Rialto? Che novità ci sono a Rialto? Dall'Oriente, che novità ci sono a Venezia? Perché il centro di informazioni per tutta Europa dall'Oriente era Rialto, cioè Venezia, insomma, ecco, le attività commerciali del centro veneziano. Grazie, grazie ancora. Allora, grazie al nostro professor Revato Selvaggi. Le do come ricordo il manifesto del nostro incontro di oggi e poi non ho parlato prima dell'attività più importante del Circolo Veneto, che è il premio Maestri di Pittura. Mi permetto di darle dei volumi che parlano del nostro premio, che è in corso di svolgimento. Stiamo raccogliendo adesso le domande di iscrizione, ma ci rivedremo poi a settembre per la premiazione. Grazie professore, grazie a lei. Ecco come ricordo, e questo è un po' voluminoso, insomma. No, si porta. Parla Allora, grazie al nostro professor Revato Selvaggi. Le do come ricordo il manifesto del nostro incontro di oggi e poi non ho parlato prima dell'attività più importante del Circolo Veneto, che è il premio Maestri di Pittura. Mi permetto di darle dei volumi che parlano del nostro premio, che è in corso di svolgimento. Stiamo raccogliendo adesso le domande di iscrizione, ma ci rivedremo poi a settembre per la premiazione. Grazie professore, grazie a lei. Ecco come ricordo, e questo è un po' voluminoso, insomma. No, si porta.
parla di